Lingua sarda e te puntusemus è stato questo il tema dell'incontro organizzato ieri a Nuoro nella caffetteria a Mentos, un modo intelligente per ricominciare dopo il periodo di isolamento forzato a causa dell'emergenza coronavirus, pensato da un giovane, Davide Ruiu, titolare del locale, che ha voluto dare un segnale soprattutto ai suoi coetanei e spronarli a utilizzare la lingua in tutti gli ambiti. Abbiamo iniziato con questa idea della lingua sarda per, a parer mio, quella che è un'esigenza, che è la mancanza appunto da parte dei ragazzi di portare avanti un interesse culturale, tradizionale, anche folcloristico ovviamente, della nostra terra e quindi io da ragazzo che si interessa, diciamo, ho voluto provare a fare questa cosa e nella speranza che creando l'interesse si ripresenti l'occasione e altri appuntamenti di parlarne e discuterne. Leonardo Moro, coordinatore dell'incontro, ha ribadito invece l'importanza dell'insegnamento del sardo a scuola per rivitalizzare il suo utilizzo. Sì, l'obiettivo è far sentire dal basso, se così si può dire, in realtà da Nuoro, che è un luogo insomma, di fermento culturale non da oggi, storicamente definita Atene sarda, il bisogno, l'emergenza di parlare di lingua sarda, di salvaguardia della lingua sarda, tutela, valorizzazione, implementazione, insegnamento della lingua sarda, cioè far capire alle nuove generazioni che la lingua sarda fa parte delle nostre radici, che è la nostra vita stessa, la nostra storia e quindi è doveroso coltivarne la parlata, coltivarne l'insegnamento in modo tale che abbia un futuro. Ecco, il nostro obiettivo è sollevare l'allarme, suonare un campanello di allarme nei confronti del legislatore, ovviamente, in questo caso regionale, che ha il dovere di mettere in campo politiche concrete, immediate, efficaci per salvare la nostra lingua, a partire dai giovanissimi che devono impararla dalle scuole elementari, anche prima, dalle materne, da subito, come un ciclo scolastico intero, quindi deve entrare nei canoni scolastici ministeriali. Questa è l'emergenza che chiediamo. Tra l'altro tu ti stai occupando di lingua attivamente in un campo che per il sardo è molto importante perché è nel campo tu della radiofonico, ma noi con la televisione, perché le lingue minoritarie così come è quella sarda hanno bisogno anche di visibilità in questo modo, quindi nei mezzi di comunicazione di massa, perché poi diciamocelo ormai sono i veicoli delle lingue questi, soprattutto per i giovani in epoca moderna. Certo, tutti i media, a partire dalla televisione, la radio, ma anche la carta stampata, ovviamente tutti i social, devono essere considerati veicoli formidabili, potentissimi oggi come oggi, perché appunto, come dicevi tu, giustamente i giovani sono anche attratti da questi moderni sistemi di comunicazione e quindi anche la lingua sarda deve fare i conti con questi strumenti e deve essere diffusa anche grazie alla modernità e alla tecnologia. Quindi insomma anche noi con la radio, dal mio piccolo, tu molto di più in televisione, stiamo facendo la nostra parte, insomma. Però non basta perché deve essere, ripeto, insegnata in maniera sistematica, non in maniera episodica. Ci vuole determinazione e forza politica per fare dell'insegnamento il passo in più, insomma, il salto di qualità per salvare la nostra lingua. Giuseppe Corongi, uno dei partecipanti al dibattito, sottolinea anche il fondamentale apporto dell'opinione pubblica nel sollecitare le azioni della politica. Io credo anche che possiamo avere una buona fiducia perché comunque l'opinione pubblica è interessata all'argomento, le leggi poi costringono la politica ad occuparsi e io credo quindi che si farà qualcosa. Del resto abbiamo anche un presidente della giunta sardista indipendentista, come può non fare qualcosa sulla lingua? E poi comunque ecco, l'opinione pubblica mi sembra che sia interessata nel senso che c'è un utilizzo forse anche inconsapevole della lingua un po' più moderno, si usa molto spesso nei social, nei blog, adesso anche le testate online scrivono molto di più, quindi comunque diciamo che ha un po' più di visibilità e forse c'è un po' più di attenzione da parte di tutti.
Beh, la lingua sarda si è adeguata a una sorta di modalità di sopravvivenza, sa che non si può aspettare molto dalle autorità, dai governi, non abbiamo mai risolto il problema della scuola, abbiamo risolto il problema dello standard, quindi diciamo che tutto è affidato come sempre allo spontaneismo, ma anche alla professionalità, alla competenza di tanta gente che ci lavora. Io credo che sia il momento di pretendere quello che le leggi stabiliscono e poi valuteremo insomma, insieme agli amici e ai militanti del movimento linguistico se è il caso di fare qualche iniziativa per ricordare a tutti che esiste anche la lingua sarda.